Buon pomeriggio amici sportivi dallo stadio Nino Lobue, dove siamo pronti a raccontarvi la finale playoff di promozione Girone A tra il Gemini e il Riviera Marmi, gara intensa di significati, gara che entrambe le squadre non possono sbagliare, soprattutto il Gemini, dinanzi a un pubblico delle grandi occasioni che anche in questa circostanza ha riempito lo stadio di bianco e di rosso. Naturalmente in gioco c'è l'accesso alla finalissima con la vincente del gruppo B per la conquista dell'eccellenza. Il lungo lancio alla ricerca di Gaetano Zerbo, che è la sponda per Tabasso, il quale cambia gioco per Giuffrida, che la rimette al centro. Tabasso alto sopra la traversa, il Gemini inizia l'attacco, il Castiglione il suo sinistro butta cavoli, non corre rischi. Riccobono alla battuta, il cross è Riccobono, Sardina alla rete, Sardina, 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 il Gemini è in vantaggio, Gemini 1, Riviera Marmi 0, Sardina sorprende tutti e va a depositare la palla in rete, Sardina, il traversale Giuffrida, Gaetano Zerbo, Zerbo, la mitraglia, la mitraglia, la mitraglia, Gemini 2, Riviera Marmi 0, Gaetano Zerbo colpisce ancora, infallibile Gaetano Zerbo alla prima palla, pericolosa messa da Giuffrida, Gaetano Zerbo non perdona, mitraglia di Gaetano Zerbo, Gemini 2, Riviera Marmi 0. Marcenò, Sardina Marcenò, attenzione allo slalom Marcenò, calcio di rigore per il Riviera Marmi e cartellino giallo rifilato a Bonfatto. Giovanni Castiglione contro Buttacavoli, Castiglione contro Buttacavoli, Castiglione, miracolo di Buttacavoli, Buttacavoli, questo gol, questa parata vale un gol, Buttacavoli immenso e monumentale, Buttacavoli a dire di no a Castiglione, incredibile, 46 i minuti di gioco, manca un minuto, bisogna stare calmi, Castiglione ha fallito il rigore, il traversone, Riccobono e la rete adesso del Riviera Marmi, sorpresa la retroguardia del Gemini, e proprio in questo istante, no, sembrava il fischio, sì, che arriva adesso, incredibile, arriva adesso il fischio che decreta la fine del primo tempo. Gemini 2, Riviera Marmi 1, palla al piede di Maggio, contrastato da Frangolino, alza la testa, la scarica a Marcenò, il numero di Marcenò che poi incespica con la sfera, il traversone Cristache tutto da solo e il pari del Riviera dei Marmi con Cristache, il pari del Riviera dei Marmi con Cristache. Riccobono, Tabasso la prolunga, Giuffrida tutto da solo, alla rete, Giuffrida, 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 il Gemini si porta in vantaggio, Gemini 3, Riviera dei Marmi 2, Giuffrida, esulta Lamsic, Rossa, Genna, il suo traversone, Cristache, Buttacavoli, reclama la sfera, attenzione, perché ci sono le proteste del San Giovanni Gemini, forse c'è un calcio di punizione nell'area biancorossa perché c'è stato un retropassaggio di Bonfatto a Buttacavoli che ha preso la palla con le mani, fischia Aragonesi e non tira, il tiro viene ribattuto, in qualche modo spazza, poi il tiro del numero 8 che va a finire in calcio d'angolo, Sardina libera, abbatte spazza, Boato del Nino Lobue, attenzione è uscito Giacalone, Riccobono prova il gol, pazzesco, la palla che rimbalza alla rete, è un gol pazzesco, è un gol pazzesco, preparate le macchine, si va alla conquista dell'eccellenza, Gemini 4, Riviera Marmi 2, è un gol pazzesco, un gol pazzesco, è una festa, qui al Nino Lobue e soprattutto i giocatori non si devono deconcentrare, Frangolino, Melillo e arriva il triplice fischio, arriva il triplice fischio, il Gemini approda alla finalissima di promozione e se la vedrà con la vincente tra Montemaggiore e Palermitana, finisce 4-2, adesso mi arriva la notizia, sarà la Palermitana l'avversario della finalissima
di promozione. Gemini Palermitana, straordinaria la prestazione del San Giovanni Gemini, un incontro pazzesco, ricco di emozioni, la festa biancorossa può iniziare. Sardina, una finale davvero molto bella dal punto di vista dell'emozione, questa è la vostra festa, strameritata. Bellissima, strameritata, un pubblico fantastico, sono troppo emozionato, ci abbiamo creduto fino alla fine, sul 2-2 ho pensato il peggio, dopo la reazione della squadra fantastica, abbiamo segnato, abbiamo sbagliato un altro gol e abbiamo fatto il quarto gol meritatamente, perché questa finale ce la meritiamo. Adesso dobbiamo fare tutto per andare in eccellenza, perché questo pubblico se lo merita, i dirigenti se lo meritano e tutti qua a San Giovanni se lo meritano. Tutti. Marcos, una finale sofferta ma vinta meritatamente. Sofferta sì, però come ho detto prima noi ce l'abbiamo cercato fino alla fine. Uno che fa questo, una squadra che fa questo, io penso che si merita la vittoria, poi davanti a questo pubblico poi raddoppia tutte cose. E adesso appunto inizia la festa biancorossa, l'eccellenza è sempre più vicina. È sempre più vicina, però ancora abbiamo un ostacolo che è la finalissima, ce ne andiamo con tutto sto pubblico, tutta la squadra a cercare questa finale. Super Giuffrida, la rete del nuovo vantaggio, che cosa si prova? Un'emozione grandissima davanti a una cornice di pubblico fantastica come San Giovanni Gemini. Io ripeto, voglio l'eccellenza qui a San Giovanni Gemini perché è una piazza che se lo merita. Il mio gol li dedico alla mia famiglia, ai diffidati che ci hanno dato anche una mano ad arrivare fino a qui. Speriamo di vincere questa finalista. Un gol di fondamentale importanza, due parole per il pubblico, straordinario, questa è una festa meritata. Il pubblico straordinario, come vedete, un'emozione grandissima, spero sempre di fare bene qui e spero, con il cuore lo dico, di rimanere il prossimo anno qui a San Giovanni Gemini. Riccobono, spiegaci come hai fatto a disegnare quella traiettoria davvero straordinaria. Secondo me più che bravura è stato un colpo di fortuna e poi colpa della televisione. Ci ho provato, ho visto il portiere che mi veniva incontro e i difensori lontani, era l'unica soluzione anche perché eravamo quasi alla fine, allora ho tentato il colpo di fortuna e bene, mi è riuscito. È dedicata a tutto questo pubblico questa vittoria, al mister che è a casa non può seguire e ai giocatori ex compagni nostri che hanno il Daspo che purtroppo non sono qui a festeggiare, la vittoria va dedicata a loro sicuramente. Una grande vittoria, finalmente ritorna il sorriso a Franco Sansone. Sì, è stata una bellissima vittoria, è una vittoria dedicata principalmente a tutti i giocatori che hanno fatto sacrifici enormi da dicembre a ora. Anche la dirigenza si è impegnata quando riusciva tutto perfetto, però il merito giusto è dei giocatori che ci hanno creduto fino in fondo e si è visto oggi, c'è lottare fino all'ultimo minuto per riuscire ad andare in finale e dare una bellissima soddisfazione a San Giovanni Gemini. Siamo con i tifosi biancorossi. Francesco, una gara pazzesca, strameritata e vinta da San Giovanni Gemini. È stata molto dura come partita, anche perché loro ce l'hanno messa tutta, i nostri ancora di più, anche perché loro erano molto tesi secondo me nella partita del Terrasini e questa c'è stato un abisso, era molto più sentita anche dai tifosi, anche si è visto anche come la tifoseria ha risposto, si è visto anche il caloroso pubblico che erano in tanti, eravamo in massa e ora si spera anche di essere in massa anche in finale.